Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta, ma partiamo dai titoli. Ammontano a 2.300.000 euro gli interessi e le spese legali che l'ASP di Cosenza dovrà pagare per non essersi opposta ai decreti ingiuntivi dei creditori. La delibera firmata nei giorni scorsi, il caso diventa politico. Decreto Calabria emanato dal Presidente della Repubblica in materia di sanità nella nostra regione. L'opposizione del governatore è possibile, ma i tempi sono lunghi. Di circa 700.000 euro il bottino di una rapina compiuta da un gruppo di malviventi armati e con il volto travisato ai danni di una società di trasporto valori a Mericucca, centro della piana di Gioia Tauro. Indagano i carabinieri di Palmi. Intitolato al santo patrono della Calabria, il piazzale antistante la cittadella regionale. Questa mattina la cerimonia di intitolazione. Buona la prima per la squadra silana che si è assicurata la permanenza in Serie B, mostrando di aver imboccato la strada giusta per inserirsi nel novero delle squadre più attenzionate del campionato cadetto. Buonasera a tutti e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Lo avete visto dai titoli, parliamo di sanità perché sono più di 2 milioni di euro di interessi le parcelle legali, tanto dovrà pagare l'azienda sanitaria di Cosenza per non essersi opposta ai decreti ingiuntivi. Il caso però agita la politica. Non ha pagato i fornitori, ora l'ASP di Cosenza dovrà non solo saldare i debiti ma versare gli interessi e le spese legali. Il salasso costerà ben 2.300.000 euro solo di interessi per ritardato pagamento e 182.000 euro per rimborsi legali. I decreti ingiuntivi dei creditori sono diventati esecutivi perché il palazzo di Via Alimena ha lasciato correre, non è stata praticamente presentata opposizione, una stangata per le casse dell'azienda sanitaria provinciale e per gli stessi cittadini. Più di 2 milioni di euro sono tanti soldi che di fatto non saranno utilizzati per servizi sanitari, per fornire strumenti in ambulatori o negli ospedali, bensì per saldare le parcelle di avvocati e aziende. La delibera con cui si autorizza la liquidazione in favore di Banca Ifis SPA è la numero 10 del 29 aprile scorso ed è firmata dal commissario ad acta Stefano Tenuta, nominato dal TAR della Calabria a seguito della sentenza con la quale si obbliga a onorare i debiti contratti e gli interessi maturati. Uno scandalo non ci gira intorno. Il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Sapia, componente la Commissione Sanità, che evidenzia come con una cifra così importante sarebbe stato possibile acquistare una TAC modernissima per fare diagnosi a scopi preventivi. Una vergogna, la definisce, proponendo di far pagare di tasca propria i responsabili amministrativi perché dice in questo caso nessuna giustificazione regge. Sulla questione il consigliere regionale Carlo Guccione ha inviato una lettera al presidente Mario Oliverio e al commissario Saverio Cotticelli. La sanità calabrese, scrive Guccione, continua ad essere protagonista di situazioni sempre più paradossali al limite dell'inverosimile. Ennesimo esempio, conclude, di come l'ASP continua a gestire le risorse pubbliche, lo sperpero del denaro dei calabresi in un settore così delicato indigna. E ancora per la sanità torniamo ad occuparci proprio del cosiddetto decreto Calabria emanato dal Presidente della Repubblica. Impugnare il provvedimento come annunciato dal governatore Oliverio è possibile, ma i tempi si allungano. Il famoso decretone speciale per la sanità calabrese sofferente è in campo e dopo la firma del Presidente della Repubblica si passa dalle parole ai fatti. Ora, se tornerà utile per cambiare qualcosa lo vedremo. Al momento l'attesa c'è, così come la protesta che si leva forte e decisa dai banchi del Consiglio regionale. Tutte le forze politiche calabresi concordi, è un tentativo di colonizzare la Calabria. Bene, posizioni distanti ma chiare, ma adesso
che il dado è tratto, come può muoversi il governo regionale per fronteggiare l'affondo. Semplice proporre ricorso, rivolgersi alla consulta, perché, per dirla con le parole del presidente Oliverio, è un atto contrario alla Costituzione. Il messaggio c'è, ma le possibilità di riuscire nell'intento sono reali. Questa è una giunta che può deliberare il ricorso contro il decreto. La Costituzione italiana, articolo 127, prevede il ricorso in via d'azione, probabilmente lo farà, ma la prassi storicamente è avvenuta nel senso di fare ricorso contro la legge di conversione, non contro il decreto legge, anche perché dura 60 giorni, se c'è poi la conversione con modifiche cade e cessa la materia del contendere. Quindi è molto probabile che la Giunta si riunisca, faccia questa deliberazione compatta, impugni un decreto e speri nella ipotesi che si chiama di conversione senza modifiche. Se invece fossero fatte delle modifiche, la materia del contendere cadrebbe e si dovrebbe ripresentare un nuovo ricorso. Questa è una scelta che molto probabilmente gli avvocati della Regione indicheranno agli assessori e quindi alla Giunta organo. Teniamo conto che nel conflitto in via di attribuzione, ma anche nei giudizi in via d'azione, ci stiamo in presenza di un giudizio di parti, quindi c'è una volontà di procedere e ci vuole anche l'interesse a ricorrere. In sostanza la Regione fra quanto tempo avrà una risposta? Questa è una domanda molto difficile, io non so rispondere perché si incrociano due problemi: il conflitto d'attribuzione sulla nomina del commissariamento fatto nei mesi passati, e là siamo in un certo ruolo, probabilmente anche in estate. Il QLC, la questione invece in via d'azione, sarà risolta nei mesi, normalmente sono 6-7 mesi almeno per la discussione e la decisione della Corte. Da un'emergenza ad un'altra parliamo adesso di infrastrutture viarie che rischiano di essere un ostacolo allo sviluppo della nostra regione. Uno dei problemi atavici della Calabria è la viabilità, ritardi, assenze di interventi, una rete infrastrutturale carente. Diverse strade poi sono in pessime condizioni, un contesto che contribuisce all'isolamento di molti centri della regione e che rallenta lo sviluppo, una situazione probabilmente determinata da una burocrazia che rallenta, da una politica distratta. Ma oggi qualcosa sta cambiando? Forse. L'incontro che si è tenuto sulla trasversale delle Serre con i vertici dell'ANAS, gli amministratori delle Serre catanzaresi e vibonesi e della zona del Basso Ionio catanzarese, rappresentanti della politica e delle istituzioni, potrebbe rappresentare un cambio di passo? La senatrice pentastellata Silvia Vono, che ha partecipato all'incontro, dice che questa potrebbe essere la strada giusta per rilanciare le infrastrutture e la viabilità di questa regione. Abbiamo avuto la partecipazione dell'ingegnere Vasselli di Roma, che tratta di tutte le infrastrutture calabresi, è il responsabile nazionale, che ha illustrato un progetto per l'ultima parte della trasversale delle Serre, il tratto Gaiato-Satriano, chiedendo anche la collaborazione e l'adesione dei sindaci interessati. Possiamo dire che siamo a buon punto? Certamente siamo a buon punto e siamo anche fiduciosi che la politica, e lo dico da politica, stia fuori da queste questioni e permetta ad ANAS di svolgere il lavoro per cui chiaramente è ente istituito dallo Stato, cioè di fare le strade e di portare avanti le progettazioni tecniche valutate sulla base di attenzioni appunto tecniche e non politiche. Ancora per la politica, l'imprenditore Pippo Callipo torna nell'agone politico e alla Lamezia presenta il suo progetto in 10 punti, un movimento aperto anche al contributo di tutte le forze in campo. Il rapporto che l'imprenditore Pippo Callipo ha con la politica è di amore e odio. A volte prevale l'uno, a volte l'altro. In passato almeno è stato così, ma le cose cambiano e gli scenari mutano. In politica come nella vita, quindi mai dire mai. E così il re del tonno ha deciso che per modellare diversamente alla Calabria non basta urlare stando seduti in platea, ma occorre calcare il palcoscenico e accettare il giudizio del pubblico. L'operazione, a dire il vero, Callipo l'ha sperimentata anche in passato, con risultati buoni ma non soddisfacenti, almeno per quelli che erano gli obiettivi della vigilia. Altri tempi, altra storia, altre tensioni, altra narrazione. Oggi l'imprenditore si iscrive alla corsa per un'altra impresa. Lo fa mettendo insieme un progetto politico di 10 punti, 10 idee,
10 buoni propositi. È un manifesto e al tempo stesso un movimento che ingloba esperienze di civismo militante, come quella rappresentata da Domenico Gattuso, già candidato nella precedente competizione elettorale sotto il simbolo dell'altra Calabria di Tsipras. Diciamo che l'esperienza non è stata entusiasmante, ma in politica questi passaggi sono utili per accumulare punti d'esperienza. È un movimento politico di pensiero, di programmi, un po' rivoluzionario, perché vorremmo cambiare un po' le cose in modo radicale in Calabria, dal modo di fare, dal modo di progettare e soprattutto dal modo di operare. Callipo quindi si è messo in moto, dice di volersi incontrare con tutte le altre forze in campo per verificare possibili punti di convergenza. Domanda d'obbligo: finito il feeling con il Movimento 5 Stelle? Beh, pare di sì, almeno che non si tratti di pretattica. Non voglio fare il misterioso, io sono molto diretto, non ho da fare arzigogolare cose. Vediamo come vanno le cose, se riusciamo questo gruppo si sta creando, vedo già tanta gente qui, ma non solo qui, ne ho visti che hanno dato adesione. Se ci sono i presupposti io sono disposto a dare il mio contributo a quelle condizioni che ho detto prima. E la piazza grande che si apre proprio davanti alla cittadella regionale di Germaneto a Catanzaro da oggi si chiamerà Piazza San Francesco di Paola, patrono della Calabria. Con una cerimonia sobria, solenne ed emozionante è stata intitolata a San Francesco di Paola, patrono della Calabria, la piazza grande della cittadella regionale, un omaggio al grande taumaturgo che arriva proprio in occasione del 500° della sua canonizzazione e porta con sé un messaggio forte e di speranza. San Francesco di Paola è un santo che ha affermato con grande forza spirituale e anche con grande forza umana i caratteri del popolo calabrese. Ne ha trasmesso i valori positivi, valori dei quali noi dobbiamo essere orgogliosi e che devono animare l'azione delle persone di buona volontà, delle persone che amano e si impegnano per il bene comune. È necessario, proprio riprendendo il messaggio di San Francesco di Paola, riprendere con grande orgoglio la consapevolezza dei valori positivi di questa terra, che sono i valori dell'accoglienza, del rispetto degli altri, del rispetto della dignità delle persone. Significa poter con maggiore efficacia combattere i valori negativi, e in questo senso San Francesco di Paola è un grande insegnamento. Lo scorso anno, proprio nella piazza grande della cittadella, era stata inaugurata la mostra dedicata a San Francesco per richiamare l'attenzione di tutti i calabresi sull'esempio di vita lasciato dal Santo di Paola, un esempio che porta con sé valori di accoglienza, di unità e di umanità, ribaditi anche oggi con forza da Monsignor Morosini. Non è solo la devozione a San Francesco che si accompagna alla nostra fede di cristiani, di calabresi, che deve stare alla base di questa intitolazione della piazza, ma ciò che può rappresentare. Io lascio, se posso permettermi con tutta umiltà, al Presidente e a tutti coloro i quali operano nel governo regionale questo monito di San Francesco: non schiacciate mai la persona, perché la persona è costruita e creata a immagine di Dio e deve essere rispettata. Se San Francesco ha avuto importanza in campo politico è perché dinanzi al re di Francia, al re di Napoli, dinanzi all'autorità, al potere, anche dinanzi al Papa, ha rivendicato il valore della dignità della persona umana, al di là di ogni provenienza, e questo allarga il nostro cuore alla quella accoglienza che oggi è così discussa in nome di una falsa identità cristiana.
E continuiamo con la politica, chiudiamo proprio la pagina con questa notizia dove la Giunta regionale ha approvato nella seduta odierna proprio la legge regionale per la storicizzazione delle risorse del precariato storico dei cosiddetti lavoratori LSU e LPU della Calabria. Con questo provvedimento si sancisce quanto già definito nella legge finanziaria regionale del 2018, in cui sono state storicizzate le risorse regionali destinate ai processi di stabilizzazione dei lavoratori calabresi. Inoltre, considerato che lo stesso capitolo di spesa contiene anche le risorse destinate ai precari della legge 40 del 2013 e 31 del 2016, anche per questi precari vengono storicizzate le risorse, quanto si afferma proprio in un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Parliamo invece adesso di istruzione, ci spostiamo a Bisignano dove presso l'Istituto Enzo Siciliano si è parlato delle nuove tipologie dell'esame di Stato con incontri dedicati all'argomento grazie anche all'ausilio di esperti. Gli esami non finiscono mai, si dice, ma spesso cambiano e così docenti e studenti devono aggiornarsi per capire nuovi meccanismi e non farsi trovare impreparati. Quella dell'esame di Stato 2019 sembra essere una rivoluzione. Lo spazio dedicato all'alternanza scuola-lavoro, i percorsi di cittadinanza e Costituzione e le nuove tipologie della prima prova d'esame sono per i più un'incognita da svelare al più presto. Abbiamo fatto un collegamento con l'Università della Calabria e con la MOD, che è una delle più importanti associazioni proprio sullo studio della letteratura moderna e contemporanea. E da questo quindi, mettendo insieme queste tre realtà, parliamo di esame di Stato, cercando anche di tranquillizzare gli alunni. C'è una preoccupazione, ma forse come ogni novità crea paura, ma in realtà poi bisogna affrontarla con serenità. È questa la finalità degli incontri e seminari organizzati dagli istituti scolastici. A Bisignano, presso l'istituto Enzo Siciliano, l'argomento è stato trattato con l'ausilio di esperti della materia, ancora frammentaria. Siamo qui anche appunto per rassicurarli, per dare loro qualche consiglio, far vivere questo momento senza le ansie della vigilia, con la sicurezza di chi deve far valere quel che ha imparato nel corso dei suoi studi. I lavori sono stati coordinati dalle docenti Marisa Formoso e Stefania Ingribelli, un momento formativo apprezzato anche dagli studenti che tra poche settimane affronteranno uno degli step più importanti del proprio percorso. La cosa che più mi preoccupa è il fatto delle buste, che un po' non risulta comprensibile né a noi, secondo me, né tanto ai professori. Non c'è un po' indecisione, un dubbio che non riusciamo ancora a capire e colmare. Mentre prima c'era magari sapevi come iniziare con una tesina, i primi 10 minuti almeno riuscivi a metterti a proprio agio, mentre adesso no, comunque partiamo da una busta chiusa dove non sappiamo il primo argomento quale sarà. A Vibo adesso per parlare di cronaca, un raid vandalico ha completamente distrutto 9 auto, indaga la polizia. Gli investigatori della squadra mobile di Vibo Valentia sono ancora al lavoro per scoprire la matrice del rogo domato dai vigili del fuoco. Nessuna ipotesi allo stato viene esclusa, anche se ormai l'elemento doloso sarebbe stato accertato, ma la dinamica farebbe propendere per l'ipotesi di un raid vandalico. In tutto 9 le auto avvolte dalle fiamme nella notte a Vibo Marina. L'incendio ha coinvolto le vetture parcheggiate lungo via Arenile nel quartiere Pennello. A far scattare l'allarme poco dopo le 4 del mattino sono stati gli stessi abitanti del quartiere. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco che hanno provato a domare il rogo. 3 le auto maggiormente colpite, andate praticamente distrutte dalle fiamme, le altre 6 solo danneggiate. In particolare le vetture coinvolte nell'incendio sono 3 Fiat 600, una Fiat Punto, un Audi A3, una Nissan e una Fiesta. Ad avviare le indagini sull'episodio, come dicevamo, la squadra mobile della questura di Vibo Valentia, che prendendo ovviamente subito in considerazione la matrice dolosa del rogo, si è attivata alla
alla ricerca di elementi utili, considerato che quelli in mano agli investigatori nell'immediatezza non consentono loro di individuare una pista precisa da seguire. Si cerca di capire se lungo la via Arenile fosse in funzione qualche telecamera privata di videosorveglianza, circostanza questa che risulterebbe risolutiva al fine di ricostruire il raid e possibilmente individuare pure i responsabili. Parliamo adesso di arresti fra Calabria e Germania, perché la squadra mobile di Reggio Calabria e la BKA, la Polizia Federale tedesca, hanno arrestato 2 presunti trafficanti di droga, Bruno Catanzaro di 44 anni e Antonio Strangio di 40, nell'ambito dell'operazione di polizia interforze denominata European 'Ndrangheta Connection, in cui proprio nel dicembre scorso erano rimaste coinvolte circa 90 persone. Le indagini hanno portato ai 2 nuovi arresti, sono state coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, che ha ottenuto dal GIP proprio l'emissione a carico di Catanzaro e Strangio di 2 ordinanze di custodia cautelare in carcere. L'operazione riferisce la Questura di Reggio Calabria, il frutto del lavoro investigativo svolto nell'ambito della Joint Investigation Team costituito proprio nell'ottobre del 2016 all'Aia in Olanda, nella sede dell'Eurojust, fra magistratura e forze di polizia d'Italia, Paesi Bassi e Germania. Catanzaro e Strangio con la loro condotta avrebbero agevolato la cosca Pelle Vottari. Adesso parliamo dell'assalto ad un portavalori con un bottino di circa 700.000 euro, queste ed altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Un comando composto da 5 malviventi ha rapinato questa mattina un furgone portavalori a Melicuccà, centro del Reggino. Il bottino si aggira sui 700.000 euro. I banditi, armati e con il volto mascherato, erano a bordo di una Fiat Punto. Dopo aver speronato il furgone di una società di trasporto valori, hanno sparato alcuni colpi di arma da fuoco per costringere i vigilantes a fermarsi e a consegnare il denaro. Le guardie giurate sarebbero state immobilizzate. I malviventi subito dopo si sono dileguati a bordo della loro auto. Adesso nella zona della Piana di Gioia Tauro è caccia ai banditi. Potrebbe essere deceduto per cause naturali, forse un infarto, l'uomo di circa 50 anni ritrovato senza vita ieri sera a Rosarno, nel Reggino. A scoprire il cadavere sono stati alcuni passanti che hanno notato il corpo riverso a terra tra le sterpaglie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia del commissariato di Gioia Tauro e i carabinieri. Sarà l'autopsia a stabilire le cause del decesso. La Capitaneria di Porto di Gioia Tauro, durante un'ispezione eseguita in un negozio di palmi tra i prodotti ittici in vendita, ha scoperto la presenza di 20 kg di tonno rosso pescato illegalmente. I militari hanno sequestrato il prodotto ed elevato una multa da 8.000 euro nei confronti del titolare della pescheria. Il veterinario di turno della sezione di palmi dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria ne ha accertato la non idoneità al consumo umano. Il tonno è stato così distrutto. Un'iscrizione lapidea su granito locale risalente agli inizi del VII secolo a.C. è stata scoperta a Cortale, nel Catanzarese, nell'area dell'ex abbazia distrutta dal terremoto del 1738. Il reperto è stato portato nella sede della Soprintendenza archeologica per le province di Catanzaro, Cosenza e Crotone per approfondimenti. Adesso parliamo di sport, torniamo a parlare di calcio di Serie B, perché è stata buona la prima per la squadra del Cosenza, che si è assicurata la permanenza in Serie B, mostrando di aver imboccato la strada giusta per inserirsi nel novero delle squadre più attenzionate del campionato cadetto. Il finale desiderato, senza affanni e preoccupazioni, che il girone monco e la pausa all'ultima giornata capitata proprio ai rossoblù avrebbero potuto procurare. Il Cosenza riconquista la Serie B e non è cosa da poco, perché i lupi in cadetteria non c'erano arrivati alla porta principale, ma soltanto grazie all'impresa realizzata nei play-off della Serie C, e dunque portandosi dietro le perplessità, fondate o meno, di addetti ai lavori e osservatori. La squadra di Guarascio, Trinchera e Braglia era vista come la Cenerentola della Serie B, una vittima predestinata in un campionato anomalo, con un'alta probabilità di retrocessione per le neopromosse. E i risultati, ma solo quelli delle prime giornate, davano apparentemente ragione alle previsioni più nefaste. I pochi punti conquistati nei 7 turni iniziali, complice anche la mancata disputa della gara con il Verona, avevano fatto suonare in più di un campanello d'allarme, ma solo in chi non aveva visto giocare il Cosenza. La qualità prima o poi paga. Certo, i lupi non erano e non sono una macchina da gol, ma quell'affiatamento e quell'armonia apprezzate nelle fasi finali della scorsa stagione erano intatte, anche al cospetto di formazioni di rango superiore.
anzi risultavano ancora più evidenti in un tipo di calcio, come quello praticato in Serie B, meno asfissiante. L'inesperienza, la cattiva sorte e qualche decisione arbitrale più che discutibile hanno costretto i rossoblù a incassare qualche delusione di troppo, soprattutto nel girone di andata, finito in crescendo, ma con la consapevolezza di dover fare di più, aumentando il tasso tecnico dell'organico. E così, dal mercato di gennaio, sono arrivati i gol e il supporto di Sciaudone, Embalo, Litteri, Bittante, Risto Veizco, un plusvalore che ha dato i suoi frutti. I 4 successi in 5 gare hanno cambiato classifica e spessore del Cosenza, che ha acquisito autostima ed è diventato artefice del proprio destino. Anche nelle sfide teoricamente più proibitive, i lupi hanno sempre lottato fino in fondo, riducendo al minimo i gap esistenti con gli organici costruiti per primeggiare. C'è un'ultima gara da giocare, poi si entrerà nel futuro, con i punti fermi di queste 2 stagioni, con alcune liete sorprese di quest'annata e con alcuni necessari e inevitabili movimenti di mercato in entrata e in uscita. È ancora presto per fare nomi o dare certezze. Di sicuro il Cosenza, che verrà, vorrà meritare lo stesso calore e lo stesso affetto riservato quest'anno dal Marulla. Un afflato smarrito da tempo, ritrovato con il ritorno nella categoria persa 15 anni fa. Un patrimonio da conservare e difendere nei prossimi anni. 2 giornate mancano anche alla fine del torneo per il Crotone, che è quasi salvo. Vedremo proprio nelle prossime settimane cosa accadrà. Intanto vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Un modesto cuneo anticiclonico mantiene condizioni di stabilità su buona parte della Calabria, in attesa di un peggioramento previsto per la giornata di sabato, a causa di un minimo depressionario che si formerà sul Golfo del Leone. Domani condizioni di cielo parzialmente nuvoloso per nubi medio-alte, possibili piovaschi in giornata sul basso Regino Ionico, temperatura stazionaria. Passiamo ai mari eventi. Domani ventilazione da sud-sud-ovest in rinforzo ovunque, con mare tra poco mosso e mosso il Tirreno, tra mosso e molto mosso lo Ionio centro-meridionale, poco mosso il Golfo di Corigliano. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.